Ritengo che la questione di Italcementi e dello stabilimento di Porto Empedocle sia molto importante. Lo è per il fatto occupazionale e anche perché rappresenta un elemento di indebolimento della nostra economia che proprio non avrebbe bisogno di indebolirsi, ed è per questo che ho chiesto personalmente un incontro all'ingegner Pesenti, alla proprietà dunque di Italcementi e sicché anche di questo stabilimento, e questa mattina ho svolto questo incontro. Sono stato in contatto con il sindaco di Porto Empedocle, con Lillo Firetto, e ho fatto sì che anche da parte della proprietà vi fosse una consapevolezza di quanto è importante per la nostra zona non perdere questo stabilimento. Devo dire che l'ingegner Pesenti mi ha fatto un quadro davvero drammatico del calo della quota di mercato dei cementi e di tutta questa materia e di questo comparto, perché il punto reale è che stanno crollando con un disegno che vede una linea che va rapidamente verso il basso gli ordinativi del cemento, e quindi c'è un grave problema industriale. Io gli ho detto di considerare anche il problema sociale di una terra come la nostra che non può perdere, deve anzi mantenere i livelli occupazionali, e credo che si sia aperto un varco e uno spiraglio. Continuerò ad impegnarmi su questo tema e su questo settore, terrò tutti i rapporti istituzionali necessari, non essendo io quello competente per materia a risolvere il problema, ma sono in campo per provare a dare una mano d'aiuto come ho sempre fatto. Speriamo che si possa da oggi avviare una marcia di avvicinamento veloce verso una qualche soluzione del problema, che ha, come dicevo prima, una base oggettiva, cioè il calo del consumo di cemento, ma che ha anche un altro elemento, ed è quello di una economia agrigentina veramente giù e veramente depressa, che non può essere depressa ulteriormente. Io ci metterò tutto il mio impegno, sperando che il mio impegno produca qualche risultato, e lo farò lavorando insieme a tutti gli attori istituzionali che vorranno dare una mano d'aiuto.